Buongiorno di nuovo da Giulio Cainarca, da Antonio Verna. Buongiorno Antonio e benvenuti di nuovo alla trasmissione di Onda Libera che abbiamo detto oggi nella prima parte si occuperà della vicenda relativa alla strage di Erba a 12 e passa anni di distanza abbiamo con noi in studio, lo ringrazio e lo saluto, l'avvocato Fabio Schembri. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti. Con Luisa Bordò difende Olindo Romano e Rosa Bazzi, purtroppo non da subito, non dai primi momenti, dai primi battute di quella vicenda che ancora è oggetto di attenzione giornalistica, come sanno credo quasi tutti i nostri amici e amiche all'ascolto, perché Antonino Monteleone e Marco Chippinti delle Iene si sono occupati a più riprese in diverse puntate nella loro popolare trasmissione su Italia 1 di approfondire tutti i fatti e le vicende giudiziarie e gli elementi appunto di fatto che emergono da questa vicenda. Questo è stato un lavoro che abbiamo fatto anche negli anni qui in radio con molte puntate e mi pare di poter dire che ci sono ancora delle cose da dire, molte cose da dire in merito a questa vicenda, come ben sanno coloro che ci hanno ascoltato per tanti anni e come sanno ancora molte più persone adesso in virtù anche dei grandi ascolti che ha fatto la trasmissione delle Iene, no? Che tra l'altro non ha smesso di occuparsi di questa vicenda. Tra l'altro adesso io do il benvenuto e lo ringrazio perché per mia colpa non ci siamo riusciti a sentire, non l'ho chiamato insomma con anticipo, ma è in collegamento telefonico con noi Azouz Marzouk dalla Tunisia, che ha perso in quella strage, come molti sanno, come tutti sanno, il figlio di 2 anni, la moglie, nonché la suocera, oltre che una vicina di casa, una vicina di casa. Non so se la linea è caduta, adesso lo ricontattiamo comunque, visto che ha dato all'ultimo momento la sua disponibilità a intervenire e io lo ringrazio appunto. Poi è stato citato anche in una intervista successiva a una delle trasmissioni di cui abbiamo parlato da un componente della famiglia Castagna, da Pietro Castagna, è stato citato anche in relazione a una trasmissione, una conversazione che aveva avuto con noi proprio qui in radio. E intanto io gli do il benvenuto e come dicevo prima lo ringrazio Azouz Marzouk perché senza metterci d'accordo prima per mia colpa abbiamo provato a sentirlo al volo e ci ha dato la sua disponibilità. Quindi grazie Azouz e buona giornata, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Allora, stavo citando prima, parto subito da te, stavo citando prima le trasmissioni delle Iene, che tu conosci perfettamente, hai seguito, sono venuti anche lì in Tunisia a parlare con te e a parlare con un'altra persona importante. Stavo parlando prima anche del fatto che proprio una nostra conversazione, mia e tua qui in radio, è stata citata anche da Pietro Castagna, fratello di tua moglie, Raffaella, dicendo io Azouz lo devo querelare per quello che disse in quella trasmissione a Radio Padania. Ecco, io ti volevo chiedere questo, tu hai avuto notizie di querele eccetera eccetera in primo luogo e in secondo non ne ho avuto di notizie di querele, poi non mi inteneriscono le querele perché alla fine io sto parlando di fatti giudiziari su carte e verbali, mi sto basando sui verbali. Ecco, la tua opinione appunto su questo annuncio di querela qual è? L'hai già detta, però insomma, alla fine... Non me ne frega. Come ho detto non mi inteneriscono le querele e poi dopo io tutto ciò che ho detto è basato a verbali che sono verbali, sono cose dette nei verbali. Secondo te cosa c'è di nuovo dopo le trasmissioni, i servizi che hanno fatto le Iene? E dove peraltro, ricordo, ha parlato anche un testimone oculare di quella vicenda. Il nuovo che c'è, che è la conferma del signor Ministro di Grazia e Giustizia, che ha preso a petto e accorri questa tragedia qua e questo caso qua, e ci ha promesso che andrà fino in fondo.
questa cosa qua, e questa è una cosa che riapprofitterei ancora una volta di ringraziarlo di persona. Io do anche la mia disponibilità di essere sentito anche. Di questo poi parleremo col tuo avvocato, con l'avvocato Dauria, dopo, in collegamento. Anche perché, diciamo, se tu poi sei sicuramente una delle persone che può essere risentita, no? Così come un testimone oculare, dicevo prima. Tu hai condotto l'inviato delle Iene a parlare con questa persona, no? Tale Ben Brahim Cenkum, no? Si chiama così. Il quale sostanzialmente ha raccontato una cosa, senza girarci troppo intorno, che la sera della strage lui ha visto il fratello di Raffaella, di tua moglie. Nell'entrata nel caserma, nella hall della caserma. E l'aveva riconosciuto. E lo ha ribadito, diciamo, la seconda volta che è stato sentito, sostanzialmente. Ora, il fratello gli ha detto non facendolo vedere le foto, lui gli ha indicato però direttamente, capito? Ecco, questa cosa qui, diciamo, all'epoca non era stata valutata, perché la deposizione di Ben Brahim Cenkum è rimasta nel cassetto dei carabinieri fino a dopo che sono state fatte le confessioni da parte di Olindo e Rosa, no? Che è una cosa sulla quale poi chiederò anche la valutazione, a maggior ragione dopo quello che abbiamo visto nei servizi televisivi, anche all'avvocato Schembri che è qui con noi, no? Sì, ma stanno uscendo parecchie cose, non solo questa cosa qua che non ho tenuto conto. Allora, scusami, è stato detto, io te lo dico subito, adesso intanto, Cenkum ha ribadito quello che ha raccontato, ha detto sì, le cose sono andate proprio così come le avevo raccontate nel 2006, sostanzialmente, all'epoca. Sì. E seconda cosa, lui ha detto, io sono pronto a parlare anch'io, di nuovo, no? A essere sentito, sono pronto a essere sentito. Ecco, l'altra cosa è quello che ha detto ancora una volta la persona tirata in ballo, cioè Pietro Castagna, perché Cenkum avrebbe detto io ho visto Pietro Castagna. Poi credibile, non lo so, però questo ha detto, doveva essere verificato all'epoca. E non è stato fatto, perché il suo verbale è stato tenuto in un cassetto per troppe settimane, fino a che i due non hanno confessato, no? E questa cosa a me sembra già una cosa anomala, evidentemente. Sì, ma parliamo anche di intercettazioni sparite, parliamo anche delle contraddizioni dei Castagna che non sono andati fino in fondo gli inquirenti a indagare su di loro, hanno indagato soltanto sulla mia famiglia, parliamo chiaro, diciamo di cose come erano andate all'epoca. L'unica famiglia che è stata indagata al 1000% è la mia di famiglia e Rosa e Olindo. La famiglia Castagna sono stati trattati con i guanti. Allora, dobbiamo chiarirla questa cosa qua, la dobbiamo mettere in chiara luce. Il signor Frigerio ha parecchie intercettazioni che sono sparite, tanti reperti non sono stati analizzati, un casino di cose che non andava bene. E fa bene il signor Ministro di Grazia Giustizia Bonafede a indagare sulla procura di Como, fa benissimo. Adesso è uscito fuori un scatolone dove ci sono dei reperti che non sono stati mai analizzati, dove indicano un telefono Motorola che non c'entra niente con la Raffaella. Che tu hai detto io non l'ho mai visto quel telefono lì. Non c'entra niente. Sono parecchie le cose e questa è una vergogna, Io la giustizia, la fiducia nella giustizia me l'ha fatta riavere il signor Ministro. Dico chiaro e parlo chiaro e sinceramente. Sì, Azud, io ti voglio... Bonafede, grazie al signor Bonafede, io adesso ho ricreduto ancora una volta nella giustizia italiana, che non mi ha mai dato giustizia. Speriamo, perché ha fatto anche dichiarazioni. Sono sia nel mio caso di Erba, sia nei miei vicende giudiziarie dove non c'entro niente, ho passato anche della galera. Ecco, a proposito di questo... Parliamo ben chiaro, che la Procura di Como sta cercando in tutti i modi di fare dei piaceri, secondo me, fanno dei piaceri a certe persone. Stiamo parlando di un complotto all'interno della provincia di Como. Tutta la provincia, sto parlando di tutta la provincia, non esclude nessuno. La procura. Questa è la tua opinione, e naturalmente hai tutto il diritto di esprimere un'opinione. È una mia opinione che ho vissuto sulla pelle, capito? Non è una opinione che è saltata fuori così, dal nulla, perché l'ho vissuta sulla pelle. Questo è il tuo punto di vista, naturalmente, è per quello che ti sentiamo. Un'altra cosa però volevo dirti, in merito a questa persona, Ben Brahim Cenkum, Pietro Castagna dice, ma è ovvio che l'ha portato a Zuz, l'ha portato la sua famiglia, per distogliere l'attenzione, non andavano bene, come l'ho detto, per distogliere l'attenzione, no? Dagli indagini su di voi e sulle fatti della droga e compagnia. Lui potrà
potrà dire tutto ciò che vuole, come poteva, secondo lui, secondo il suo cervello, affari, di che affari stiamo parlando? Prima di tutto io non c'entro nulla, per quello che ti ho detto è tutto legato nella procura di Como, hai capito? Loro tutto l'hanno legato insieme alla vicenda. Il mio arresto, l'ultimo arresto e la condanna che mi avevano condannato all'epoca di 1 anno di carcere, parlando di una cifra d'affari di milioni di euro. Secondo voi la condanna è 1 anno? E uno ha una cifra d'affari di droga di milioni di euro, stiamo parlando di 10 milioni di euro, ha parlato all'epoca, hanno parlato gli inquirenti, no? Secondo voi è giusto che io vengo condannato a 1 anno di carcere? Ho tutta quella cifra di giro d'affari, no? E c'è qualcosa che non quadra. Era tutto soltanto per incastrarmi, per mettermi lontano, per allontanarmi dalla strage di Erba, per intemorirmi, per tutto ciò che non so trovare le parole giuste. Hai capito? Perché è inspiegabile tutto ciò che era successo all'epoca, dal 2006, quando ho iniziato l'indagine, fino alla mia espulsione nel 2009, è tutto strano. È tutto strano. Maggior ragione dopo che tu a distanza di anni metti insieme tutti i fatti, no? Perché ti sei ristudiato tutti i fatti, riguardato le carte. Mi ha consolato la provincia di Como, mi hanno consolato la perdita di mia moglie e di mio figlio espellendomi dall'Italia. E questa è la consolazione che ho avuto dalla provincia di Como. Avvocato Schembi, vuole fare una cosa vergognosa. Vuole chiedere qualcosa da Zuz? No, proprio si è fatto cenno adesso a un ritrovamento di alcuni scatoloni, no? E praticamente adesso probabilmente questa mattina sapremo quale dei 2 telefonini è stato ritrovato, perché sembrerebbe, almeno io l'ho seguito anch'io in televisione, che proprio Azuz diceva che un telefonino di marca Motorola fosse di Raffaella, e poi c'era un altro telefonino che non si capisce di chi sia, Nokia di mia moglie, anzi, o meglio, no, di marca Nokia e di Raffaella, di sua moglie, mentre c'è un altro telefonino che non si capisce di chi possa essere, insomma, no? Che è stato è corretto, giusto, no? Sì, giusto. Quindi, ma guarda caso tutti i reperti sono stati distrutti alla procura, scusa se interrompo, Fabio, no? Sì. Guarda caso tutti gli altri reperti che sono i giubbotti, il pelo ritrovato sul giubbotto di mio figlio, tutti sono stati distrutti, ma guarda caso solo questo scatolone qua non è stato distrutto, perché pensavano che non sia niente di importante, quindi non può cambiare l'esito della condanna, e perciò è stato scordato. C'è qualcosa che puzza, scusatemi. Quindi tu dici anche sta storia del ritrovamento di uno scatolone non ti convince? Sì, non lo so. È stato ritrovato. Ma in tanti quelli che lavorano nella procura di Como si scordano una cosa, che magari loro non credono in Dio. Dio esiste e come? E poi chi ha ammazzato non la farà franca. E chi ha mandato non la farà franca, chi ha mandato gli assassini non la farà franca, chi li ha mandati gli assassini non la farà franca. Allora, questo è un mio messaggio, perché Dio esiste, io credo in Dio. E guarda, nel corso degli anni stanno uscendo, ogni giorno ce n'è una cosa nuova che va a nostro favore, a favore di quei 2 che sono in carcere. Aduzzi, tra poco avremo con noi anche il tuo avvocato Luca D'Auria. Tu adesso cosa hai intenzione di fare? Cosa vorresti fare per andare avanti nella ricerca della verità, come dici? Non mollerò, farò tutto ciò possibile e impossibile per far saltare fuori e per poter riaprire il caso, sempre con l'aiuto del signor Ministro di Grazia e Giustizia, che sta dimostrando la sua disponibilità. Bene. E l'avrebbe avuto nell'ultima intervista. Aduzzi, io ti torno a ringraziare per questa disponibilità che ci hai dato così al volo. Grazie a voi. Avremo modo di risentirci ancora. Poi facci sapere se ti arriva la querela, lo sapremo anche dal tuo avvocato, Luca, dall'avvocato D'Auria. Ok. Salutato. Grazie, adesso arriva. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Buona giornata a te, Azuz. Allora,
naturalmente Aziz Marzouk ha espresso la sua opinione su quello che l'idea che si è fatto. Non è mio compito, diciamo, dissociarmi dalle sue opinioni, però è ovvio che lui abbia il diritto, in quanto ha passato tutta questa vicenda, di avere le sue opinioni. Come tali vanno prese, punto e basta. Intanto dovrebbe essere arrivato anche l'avvocato Luca Dauria. Abbiamo appena finito di conversare con Aziz Marzouk dalla Tunisia, che l'avvocato Dauria difende, che tu Luca difendi. Buongiorno. Buongiorno. Ma c'è ancora Aziz? No, è appena andato via. Appena parlato, si è detto disponibile ad essere sentito dalle autorità italiane. Abbiamo parlato della vicenda di Ben Brahim Cenkoum, che è il testimone oculare che non è mai, la cui testimonianza non è mai entrata sostanzialmente nella vicenda giudiziaria, anche se era una testimonianza molto rilevante, molto, molto importante. Allora io vorrei ripartire proprio da qui con sia l'avvocato con Luca Dauria sia con l'avvocato Schembri, perché quello che è emerso, le volevo fare due domande, avvocato Schembri. Allora, la prima, dall'indagine giornalistica di cui abbiamo parlato, che cosa emerge dal suo punto di vista, da un punto di vista dell'avvocato difensore di Olindo Romano Rosabazzi? E dall'altra parte, che cosa emerge, che cosa è emerso invece dalle cose che sono accadute fuori dall'inchiesta televisiva, cioè il ritrovamento dello scatolone, la distruzione che non è la distruzione. Insomma, ci vuole fare il punto su cosa è accaduto, perché come diceva Aziz, qua c'è qualcosa che non è del tutto, cioè, a primo impatto non è del tutto normale. Da questa indagine, dalle trasmissioni delle Iene, emerge come primo punto che questa storia è stata conosciuta dal grande pubblico. Radio Padania si era occupata tanto, quindi sicuramente gli ascoltatori di Radio Padania ben conoscevano tante di quelle cose che sono andate in onda con le Iene. Quello di nuovo che può essere utile per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la difesa, sono, diciamo, due elementi che anche grazie a questa inchiesta giornalistica sono venuti fuori. Il primo elemento sono le dichiarazioni rese dal brigadiere, l'ex brigadiere Carlo Fadda, in ordine al ritrovamento della presunta macchia, parlo ormai di presunta perché se ci basiamo sulle dichiarazioni di Fadda è molto più che presunta questa macchia, che sarebbe stata rinvenuta sul battitacco della macchina di Olindo. In dibattimento lui aveva detto di non aver fatto la foto, peraltro aveva già reso delle dichiarazioni contraddittorie. Quello che di nuovo dice che in realtà dapprima dice alle Iene che la foto non l'ha fatta, quindi confermando tutto quanto aveva detto prima. Poi subito dopo però dice che in realtà la foto l'ha fatta, il problema è che non è uscita e quindi ha deciso di non allegarla. Questo insomma è una grande novità, perché se uno passa il luminol e fa la foto e non esce la macchia, allora significa che non si attesta che la macchia sia stata sul battitacco. E quindi mi sembra che da un punto di vista oggettivo a questo punto si possa dire che quella macchia sul battitacco nessuno l'ha vista e nessuno la poteva attestare, men che meno l'ex brigadiere Fadda, visto che la foto non gli è uscita. E questo è un elemento che naturalmente va a incidere significativamente su quello che era uno dei cardini, l'elemento di prova, cioè della macchiolina. Noi abbiamo anche sostenuto che si trattasse, parecchie trasmissioni l'abbiamo fatto, di una contaminazione. L'ex brigadiere Fadda ha anche detto che lui sa che poi i suoi colleghi ci sono saliti su quella macchina, no? Nonostante i colleghi abbiano riferito in dibattimento di aver firmato il verbale, ma che in realtà poi la perquisizione non l'avrebbero svolta, perché loro firmavano i verbali perché sennò si offendevano, perché tutti volevano partecipare tramite la firma agli atti di perquisizione. Questo è un elemento nuovo che può essere inserito nell'ambito di una richiesta di revisione.
Un altro elemento nuovo che io reputo nuovo sono proprio le dichiarazioni di Cenkum, le quali dichiarazioni diciamo erano già state rese qualche giorno dopo rispetto ai fatti, quindi nel 2006, e Cenkum Ben Brahim è stato raggiunto dalle Iene e ha confermato quelle dichiarazioni rese oltre 10 anni fa. Dobbiamo fare un piccolo stacco, sì. Ci sentiamo tra poco. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. «2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Allora, rieccoci qua. Avvocato Schemi stava dicendo le dichiarazioni del testimone, che il quale peraltro ribadisce quello che ha ribadito quello che aveva detto all'epoca e che non venne valutato. Ora, al di là di quello che dice il testimone, cioè se è vero o non è vero, io penso che sia interessante approfondire questa tematica qui, perché l'ha detta 12 anni fa, continuerei a dirle adesso, magari dice delle cose non vere, però uno dovrebbe a questo punto interrogarsi, qualora fossero non vere le cose che dice, per quale motivo lo dice. Quindi o da un lato o dall'altro io penso che sia per tutti quanti, per l'accertamento dei fatti, per la verità, per le parti civili, per le vittime e anche per coloro i quali sono condannati in via definitiva, sia sicuramente importante approfondire ciò che ha detto il testimone, se è vero, oppure se non è vero, perché lo dice. Poi ci racconta degli scatoloni, della distruzione, della roba che riemerge, ce lo racconta dopo? Sì. Perché adesso volevo chiedere a Luca Dauri, avvocato di Azzouz Marzouk. Azzouz ha detto prima: io sono pronto a farmi sentire dall'autorità giudiziaria italiana. Non le ripeto cosa ha detto della procura di Como, perché se lo può facilmente immaginare, e se lo ripeto io magari ho bisogno io poi dell'avvocato. E però le faccio questa domanda a proposito anche di Ben Brahim Cenkum, cioè di questo testimone. Allora, dal punto di vista della difesa di Azzouz Marzouk, cos'è che emerge dalla inchiesta delle Iene, dai fatti dei ritrovamenti, non ritrovamenti, eccetera? Che cosa può fare Azzouz per trovare quella verità che lui dice di volere ormai da anni? Beh, insomma, allora, dal punto di vista processuale, questa è una fase in cui Azzouz può chiedere appunto di essere sentito, può indicare lui dei testimoni, può fare delle indagini difensive. Lei, tu, avvocato, sì. Luca Dauria, puoi anche chiedere di sentire Ben Brahim Cenkum? Ma io in nome suo potrei chiederlo, piuttosto che lo chiede Fabio Schembri, ma il punto è, ovviamente, questo l'abbiamo detto tante volte, la persona offesa non ha una titolarità diretta nell'azione giudiziaria finalizzata alla revisione, però ce l'ha importante indiretta, cioè tramite la Procura Generale, quindi tramite l'ufficio dell'accusa competente della sede giudiziaria della revisione, per cui in quella sede appunto io posso farmi tramite del volere di Azzouz di essere ascoltato dai magistrati, e poi lui potrà raccontare quello che
all'epoca hanno saputo i suoi genitori. Io all'epoca non ero suo difensore, ma... Quindi è stata già presentata questa richiesta? No, non l'abbiamo ancora presentata, la verrà presentata in questi giorni. Io volevo sentire lui, adesso non è più in collegamento, ma ovviamente riservatamente lo sentirò e prenderemo questa decisione. Lui può anche chiedere che sia sentito Cenkum. Io direttamente è difficile che io lo possa fare, però lo può fare un'altra parte processuale come la difesa dei condannati come indagine difensiva. Qualora poi lui non volesse farsi ascoltare dalla difesa, anche per via di ambasciata, potrebbe essere l'autorità giudiziaria a farlo. Quindi poi si torna sempre lì, nel senso, l'autorità giudiziaria, come tra l'altro indicato dalla Cassazione, no Fabio, se non sbaglio, ha detto insomma andate avanti, cioè fatele queste indagini difensive e finalizzate un'eventuale revisione. Certo che se comincia a aprire gli scatoloni, chiude gli scatoloni, ogni volta ce n'è una nuova, perché la cosa incredibile è che ogni volta ce n'è una nuova, perché questo è paradossale. Io, quando è che Fabio ho iniziato a seguire questo? 5 anni fa, 6 anni fa. Sì. E già aveva del paradossale tutto quello che era successo. Da allora io stesso, che vengo in una fase ultra definitiva, e ne sono successe tante quante basterebbero per una revisione, non più per nuove prove, ma forse addirittura per quella che è una sorta, diciamo, di frode processuale che è espressamente prevista dal codice di procedura penale, no? E beh, a un certo punto ogni giorno ce n'è una. Frode processuale cosa vuol dire, avvocato Schembri? Cosa può voler dire? E poi ci racconta una cosa, perché noi avevamo raccontato di come fossero stati distrutti determinati reperti, così avete appreso a un certo punto, no? Vi comunicano in una maniera che fosse un po' irrituale, mi sembra, no? Comunque che certi determinati reperti che voi volevate esaminare ai fini della revisione non ci sono più, perché sono finiti in un carico unico che è andato all'inceneritore. Che avevano distrutti i reperti sostanzialmente il giorno la mattina dell'udienza in Cassazione. La Cassazione doveva decidere, nonostante la sospensione della distruzione, quindi più provvedimenti avevano sospeso la distruzione di varie autorità giudiziarie, nonostante che fosse sub iudice la decisione sull'esame dei reperti, la mattina stessa dell'udienza in Cassazione, prima che la Cassazione si pronunci, i reperti vengono distrutti. Lo scopriremo poi giorni dopo, ci verrà comunicata la distruzione su un'ulteriore istanza di sospensione di quel provvedimento, peraltro istanza accolta, quindi ulteriore sospensione concessa. Lì lo stesso giudice evidentemente avrà scoperto che in realtà i reperti erano stati distrutti, ed allora ordina il giudice di Como in modo estremamente trasparente che venga comunicata questa distruzione alla difesa, perché nessuno ce l'aveva comunicato. Ci comunicano quindi la distruzione dei reperti, nel frattempo la Cassazione deposita le motivazioni e dice: non siamo d'accordo con l'esaminare i reperti tramite l'incidente probatorio così come aveva stabilito la prima sezione della Cassazione, ma in ogni caso l'esame si deve fare, si può fare, la difesa lo può fare tramite l'accertamento tecnico irripetibile. Peccato che i reperti non c'erano più, tranne alcuni reperti, quelli custoditi presso il RIS di Parma e quelli custoditi presso l'Università di Pavia. Però molti dei reperti che avremmo voluto analizzare, avevamo specificato anche durante in fase di incidente probatorio, sono andati distrutti. E di qualche giorno fa poi la notizia, abbiamo avuto un'altra comunicazione da parte, su ordine del Presidente del Tribunale di Como, che in modo, devo dire, estremamente trasparente ci ha comunicato che un ritrovamento di uno scatolone contenente dei reperti del cosiddetto caso strage di Erba che non sarebbero stati distrutti. Come mai? Non si sa, questo non lo so, evidentemente o si sono dimenticati, sono ricomparsi a seguito di un riordino degli archivi. Qualcuno ha ritrovato praticamente questo scatolone che appartiene alla repertazione della strage di Erba.
All'interno di questo scatolone c'erano circa 5 plichi, ci sembra di capire. Uno di questi 5 plichi però risultava aperto e il tribunale, in modo estremamente trasparente, ci ha comunicato che nel ritrovamento vi era un plico aperto, tant'è che hanno proceduto a effettuare un verbale di verificazione, verbale che viene fatto quando si trova un plico, un reperto aperto, oppure quando un reperto è rotto, oppure quando un reperto è alterato. Quindi qualcheduno ha aperto questo reperto e non sappiamo per quale motivo questa persona abbia dovuto aprire un reperto appartenente alla strage di Erba senza autorizzazione alcuna, senza segnalare, perché quando si aprono i reperti occorre poi verbalizzare l'apertura, il motivo per il quale è stata aperta e poi anche la chiusura del reperto. Quindi abbiamo, diciamo, un plico contenente un cellulare, proprio lì si riferiva a due cellulari, quello che non riconosceva. Ora dobbiamo andare, verificheremo anche noi quale dei due cellulari contiene questo plico. Cioè uno dei due cellulari evidentemente è andato distrutto, il secondo cellulare invece è stato ritrovato in questo plico ma no, aperto, no? In questo plico aperto non doveva essere aperto ma era aperto, quindi andremo a vedere quale dei due telefoni era contenuto nel plico. Certo, quindi, estremamente allora, noi abbiamo ma in questo caso, per come lei ce l'ha raccontato i fatti, sono state rispettate tutte le regole di custodia dei reperti? Assolutamente no. Cioè, io già quando dico che un plico era aperto, è una cosa incredibile. Ma, mi scusi, ma neanche le regole di distruzione a quel punto, di conservazione, perché se mi dici che hai distrutto i reperti e poi ne scopro invece che sono rimasti alcuni, con quale criterio sono stati distrutti gli altri? Allora, perché quelli sì e gli altri no? Guardi, in questo ufficio corpi di reato evidentemente regna il caos assoluto. E secondo, poi addirittura una busta è aperta. Una busta manomessa aperta, che non è una roba di tipo conto, è una cosa insomma preoccupante, perché all'interno di un ufficio del Tribunale della Repubblica Italiana entra qualcuno, apre una busta dove all'interno è contenuto un cellulare e non la richiude, perché non la poteva naturalmente aprire e quindi la lascia aperta di reperti e non sappiamo per quale motivo sia stata aperta, insomma, che è una cosa estremamente grave, tant'è che lo stesso tribunale ha dovuto effettuare un verbale per verificare proprio quello che è accaduto, cioè che è accaduto una cosa estremamente grave. E già un'altra cosa estremamente grave era accaduta in precedenza, perché sempre all'interno dello stesso ufficio corpi di reato un cancelliere la mattina della decisione della Corte di Cassazione, non curante dei provvedimenti, dirà oggi lui che non li conosceva, ne conosceva un altro di istruzione, non curante di quei provvedimenti, si reca all'inceneritore a bruciare, dice lui, tutti i reperti, ma in realtà poi si scopre che non tutti i reperti sono stati bruciati. Insomma, quindi è chiaro che siamo in una situazione che ha dell'incredibile, del bizzarro, del paradossale, diciamo, utilizziamo i termini che vogliamo, ma veramente del clamoroso. Sarebbe stato molto più semplice, io questo l'ho sempre detto, perché noi dal 2014 che vogliamo analizzare questi reperti, siamo al 2019 tra vari rimpalli, Procura Generale di Brescia, Procura della Repubblica di Como, no, lo deve fare questo, non si può fare Corte d'Assise. Alla fine avevamo chiesto questo incidente probatorio che avevano pure ammesso, paventando che cosa? Perché poi uno si dimentica, paventando che c'era il rischio concreto che i reperti venissero distrutti. No? Perché in virtù di tutti questi rimpalli, qualcuno che aveva già dato un parere per la distruzione, la Corte d'Assise di Como che aveva sentenziato tramite ordinanza di distruggere i reperti, dice guardate che questi addirittura magari questi reperti possono essere distrutti, e la Corte di Cassazione ci aveva dato ragione, perché aveva indicato l'incidente probatorio a Brescia, e a Brescia quando siamo andati lo stesso presidente, l'abbiamo raccontato sovente alla radio anche questa storia, che anche questa è dell'incredibile, aveva detto, e ci sono le trascrizioni, che certamente a questo punto, visto che la Cassazione voleva così, l'incidente probatorio si sarebbe fatto, quindi sarebbero esaminati i reperti. Alla seconda udienza avrebbe nominato un perito della Corte d'Appello di Brescia, noi avremmo potuto nominare i consulenti. Caso vuole però
che alla seconda udienza non c'è né perito per la nomina e la Corte d'Appello di Brescia fa passi indietro, così come la Procura Generale di Brescia, che aveva dato parere favorevole, fa un passo indietro e dice revoco il parere favorevole e dichiarano inammissibile l'istanza. Solo dopo verranno distrutti i reperti. No? Quindi avessero fatto ciò che la Cassazione inizialmente aveva indicato e ciò che il Presidente della Corte d'Appello di Brescia aveva recepito, i reperti non sarebbero stati distrutti. No? Quindi stiamo parlando, adesso ne facciamo una questione di lana caprina perché la gente da casa può anche non capire, però se dal 2014 volevamo esaminare dei reperti e al 2019 ci ritroviamo con dei reperti distrutti, nonostante le numerose avvisaglie, segnalazioni che abbiamo fatto, provvedimenti e la Cassazione che interviene, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ma non va in assoluto, cioè, non è che dico perché non è possibile che non vengano eseguiti, diciamo, anche i provvedimenti della Suprema Corte, così come non è possibile che ognuno faccia quello che vuole, dal cancelliere al giudice o all'avvocato. Mi scusi, avvocato Schembri, la Cassazione dice sì, adesso fatele queste indagini. Ma come si fa a farle se ti fanno perdere 5 anni certo, e poi distruggono i reperti? Cioè sembra veramente una cosa, la Cassazione dice fate, si possono fare, però i reperti l'hanno distrutti. Ora si dirà, ma è l'errore del cancelliere che è andato, non sapeva, ma insomma, cioè, ci troviamo di fronte a una questione di estrema gravità, perché qui, diciamo, evidentemente il filone giudiziario, chi doveva garantire, chi doveva prendere dei provvedimenti per far sì che poi questi accertamenti venissero fatti, non ha funzionato. Adesso ha torto, ha ragione, ma non ha funzionato. Perché poi, nonostante ci fossero dei provvedimenti di sospensione, nonostante ci siano stati dei provvedimenti addirittura della Corte di Cassazione, nonostante un presidente di una Corte d'Appello dica dapprima una cosa e poi si rimangia ciò che ha detto, cioè facciamo l'incidente probatorio e facciamo l'analisi, alla fine si è riusciti perché ci vuole veramente impegno per riuscirci, si è riusciti a distruggerli. Qui non è un caso, si è riusciti a distruggerli, perché si può parlare di un caso la prima volta, la seconda volta, ma se noi partiamo dal 2014 e arriviamo al 2018 e il giorno stesso, casualmente, dice il cancelliere, perché poteva essere anche non il 12 luglio ma il 13 o l'11, i reperti si distruggono, ma possiamo parlare di caso? Un caso durato 5 anni? Un caso? Non lo so. Cioè, poi possiamo dire di tutto e possiamo, diciamo, bere di tutto, no? Possiamo anche accontentarci di questa giustificazione, però sinceramente è offensiva, non tanto nei confronti della difesa, è offensiva nei confronti del sistema, ma soprattutto è offensiva questa giustificazione nei confronti degli italiani. Insomma. Ma lei cosa può fare adesso come avvocato? Noi naturalmente ci atteniamo a quelle che sono le regole e le norme, cioè altro non possiamo fare, quindi laddove la Corte d'Assise come giudice dell'esecuzione, così come ha indicato la Corte di Cassazione, ci autorizzerà, abbiamo già presentato un'istanza e da 15 giorni che aspettiamo la risposta, perché magari non ci autorizzano nemmeno, e poi andremo di nuovo in Corte di Cassazione, diciamo ci autorizzerà, dovrebbe farlo perché questo dice la Cassazione, no? Allora esamineremo i reperti rimasti, i pochi reperti rimasti, tra quelli anche vedremo quelli ritrovati, rinvenuti, quale sarà utile anche eventualmente esaminare. Però siamo in attesa di un'autorizzazione che allo Stato ancora non è pervenuta, non è stata data, però ancora non è stata neanche non data. Ecco, l'alternativa è questa: o dare l'autorizzazione richiesta a fare l'accertamento tecnico ripetibile oppure non darla, e in questo caso la legge dice che uno può ricorrere in Cassazione, però continueremmo nel rimpallo e non ci spieghiamo per quale motivo, insomma, cioè, questa autorizzazione a analizzare i pochissimi reperti che sono rimasti, perché ormai si è riuscita a distruggere. L'autorizzazione chi la deve dare? La Corte d'Assise di Como in qualità di giudice dell'esecuzione. C'è un'istanza che abbiamo presentato una quindicina di giorni fa, se non più, e ancora non è stata... Ma la questione non è risolta e affrontata dalla precedente pronuncia della Cassazione. La Cassazione ha dato un'indicazione che si deve fare, fatelo. Poi anche era stata l'indicazione anche dell'incidente probatorio e poi non si è fatto. Adesso la Corte d'Assise deve decidere. Se dovesse seguire l'indicazione della Cassazione, così come, insomma,
noi ci auguriamo che accada, insomma, allora dovremmo eventualmente fare questa analisi, questo accertamento tecnico ripetibile. Però siccome già è accaduto una volta che nonostante l'indicazione della Cassazione altri giudici hanno deciso di dapprima ammettere e poi revocare l'ammissione, allora siamo in attesa, sono passati 15, è un nostro diritto, lo dice la Cassazione, però siamo in una fase di stallo. Poi voglio vedere l'articolo del codice che mi stava facendo vedere prima l'avvocato Dauria. C'è lo spazio per qualche telefonata, perché so che il caso è molto seguito, quindi abbiamo 10 minuti ancora. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire, e poi anche via WhatsApp o SMS con il 346 64 27 756. C'era una telefonata, l'ascoltiamo subito. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, a me sentirvi mi fa venire mal di stomaco, ecco. Chi tutela il cittadino di fronte a queste cose? Dio mio, ma dico, e nessuno punisce gli incapaci? Queste persone sono lì a far danni? Non si possono allontanare a calci proprio? Grazie, buongiorno. Bene, avvocato. Domanda sempliciotta, tra virgolette, nel senso buono. C'è anche un'altra domanda, Gianni scrive via WhatsApp: ma gli avvocati non possono denunciare la procura di Como per omissioni, abusati d'ufficio? Hanno paura? Io le faccio le domande come le fanno gli ascoltatori. Sì, ma allora, per quanto riguarda Rosolindo, hanno fatto una denuncia, no? Hanno fatto una denuncia proprio per la distruzione dei reperti, è stata presentata una denuncia ed è al vaglio penso dell'autorità giudiziaria, poi si vedremo. Purtroppo gli avvocati possono fare tanto e poco, perché poi insomma per avere le denunce occorre avere le prove di ciò che è accaduto. Noi allo Stato sappiamo che un cancelliere, così dice lui, ha distrutto dei reperti. Ok? Questo è quanto. I reperti non possono essere distrutti. Non possono essere distrutti, quindi il cancelliere non avrebbe potuto distruggere questi reperti. E lui dice che l'ha fatto perché evidentemente per imperizia, negligenza, perché non ha visto gli altri provvedimenti. E questa è la giustificazione, che è stato un caso perché l'avrebbe potuto. Su questo però mi sembra che purtroppo dovrebbe fare chiarezza e noi ce l'auguriamo. Ma per la distruzione dei reperti solitamente è competente il cancelliere del tribunale. Cioè si alza la mattina e decide distruggiamo questi reperti. E lui dice che siccome c'era un provvedimento del 2015 che ordinava la distruzione, non ha visto che c'erano dei provvedimenti di sospensione e quindi l'ha distrutti. Quindi solitamente non avviene così, ovviamente non deve avvenire così che un cancelliere si alzi la mattina e vada all'inceneritore a distruggere i reperti, però quella mattina lui ha deciso, o qualche giorno prima, di eseguire quel provvedimento di qualche anno prima senza avvedersi che c'erano ulteriori provvedimenti, senza avvedersi che c'erano udienze in Cassazione quel giorno, che ha dell'incredibile. Però sinceramente noi ne prendiamo atto e su questa dichiarazione però dovrebbe essere poi l'autorità giudiziaria a fare chiarezza. La domanda che lei mi pone, cioè se va bene o non va bene, per me non va bene, ma per quello che non va bene per l'avvocato Schembri non conta nulla. Adesso se uno si vuole accontentare di questo e circoscrivere la questione a questo, bene, poi c'è l'autorità giudiziaria che è competente a fare le indagini e indagare se è andata così o se è andata diversamente, cioè se è una situazione molto più vasta da indagare e se ci sono soltanto queste responsabilità oppure se ci sono eventualmente altre responsabilità. Che articolo del codice mi stavi facendo vedere prima, Luca? A proposito di questo, c'è un'altra telefonata intanto, poi la passiamo subito. Pronto? Pronto, buongiorno Giulio. Buongiorno. Buongiorno, sono Francesco di Arona. Buongiorno Francesco. Ecco, avevo già chiamato tempo fa, che ti avevo fatto i complimenti per tutte queste tue indagini, da anni che porti avanti questa faccenda della strage di Erba. E adesso stavo pensando una cosa, no? Allora, tu hai tanti anni che hai preso fuori questa vicenda, questo triste fatto. Adesso viene fuori Mediaset con le Iene, con i servizi e tutto. La mia domanda è questa: questi due poveri cristi che sono in galera, no? Mettiamo che tanti anni fa, quando tu sei partito, Radio Padania avesse potuto
fare questa indagine più accurata, mediaticamente, anche con la televisione e tutto. Non si potrebbe, che poteva capitare prima questo, adesso che tutta la gente scopre questo caso, capisce certe cose come vengono ben spiegate, che fin dall'inizio sono state portate all'attenzione delle persone, queste congruenze, questi errori, queste insabbiature. Cioè, il mio rammarico è per quei due poveri cristi che sono lì in galera, che sono già anni che sono lì. Il tempo passa, dici tu, è ovvio, il tempo passa e non è una roba da poco. Comunque c'è una telefonata, l'ultima, poi torno dall'avvocato Luca Dauria, poi tiriamo le somme per quanto possibile, perché abbiamo già, credo, capito i termini fondamentali della questione. Pronto? Giulio? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono stati tanti gli anni e tanti enti, tante località, Brescia, Como, Roma, che hanno evidenziato una valanga di incongruenze e di cose che non stanno insieme. Le cose sembrava che prendessero una certa direzione, naturalmente poi interveniva qualcosa a modificarne il corso. Io ho l'impressione che ci sia una mano forte, una mano forte dietro tutte queste cose che è intervenuta, e ho anche il sospetto del perché sia successo. Una volta ho cercato di dirlo, ma mi sono preso una valanga di fischi. Adesso probabilmente non mi espongo più, ma il mio sospetto rimane. Qual è il sospetto? Dillo. Ma io ho il sospetto che lì dietro ci sia qualcosa di più grande che è intervenuto, perché obiettivamente se tu metti tutti questi episodi sullo sfondo di un percorso storico, vedi che sempre a tutti i livelli interviene qualche cosa, si distruggono degli reperti quando francamente in nessun'altra occasione è successo un episodio di questo genere. Interviene anche lì, soprattutto ad Erba, dove a un certo punto è intervenuto l'autorità dei carabinieri del luogotenente Gallorini. È intervenuto lui personalmente per dare un orientamento al corso delle indagini. Quella deposizione che è stata fatta dall'amico di Azzuz, diciamo dal conoscente di Azzuz, che è stata tenuta nel cassetto appositamente per non... Sembra quasi che prova a discutere anche con l'avvocato. Non è possibile che ci sia qualche mano fortissima che lì ha manovrato dietro le quinte. Allora, ti ringrazio. Dobbiamo, avvocato Schembri, velocemente rispondere. Poi voglio sapere cosa dice l'articolo 630 del codice di procedura penale. Anomalie ce ne sono state parecchie sin dall'inizio e tante cose sono state fatte passare. Questo è vero, cioè dai verbali così come descritti dai carabinieri di Erba, perché si offendono, piuttosto determinate testimonianze dubbie e nessuno ha detto nulla. Io stavo dicendo che l'avvocato può fare l'avvocato e continueremo a fare gli avvocati, però purtroppo da soli possiamo fare ben poco. Io mi auguro e ne sono convinto che poi, cioè, questa è una questione di un giudice, di un magistrato che prenda atto di ciò che è accaduto all'epoca, prenda atto di cosa sta accadendo adesso e cerchi di, nella massima trasparenza, di fare giustizia. Questo, diciamo, ci sono tanti magistrati bravi, tanti magistrati che insomma non hanno timore dell'opinione pubblica o di altro. Qui diciamo ci sono determinate cose che certamente devono essere approfondite, sia da un punto di vista della revisione, sia da un punto di vista di ciò che avvenne 10 anni fa, ciò che sta avvenendo adesso, ciò che è avvenuto qualche giorno fa. Quindi per tirare le somme dovrà pur sempre essere un magistrato a farlo, che con coraggio e senza timore alcuno, in maniera asettica, si guardi le carte, le carte di prima e le carte di adesso, e faccia giustizia. Insomma, noi stiamo cercando solo questo, un magistrato. Ci sarà un giudice a Berlino? No, a Berlino speriamo di no, qua. Speriamo qui, in Italia, anzi noi ne vogliamo essere convinti, nonostante tutto ne vogliamo essere convinti. Articolo 630, codice di procedura penale, cosa dice? Allora, stabilisce quali sono i casi di revisione. Quello, diciamo, di cui abbiamo parlato, avete parlato fino adesso, sono le nuove prove, quello classico. Però c'è anche
l'ultima lettera della norma se viene dimostrato che la condanna è stata pronunciata a seguito di falsità in atti o in giudizio di un altro fatto che la legge prevede come reato. Allora, è chiaro che adesso la prova di questo non c'è, ma cominciano a emergere... La macchia non c'è però. Cominciano a emergere dei fatti strani che, cioè, il fatto che abbiano distrutto i reperti non è un fatto che attiene alla fase del giudizio, quindi potrebbe non intervenire. Ma se questo scatolone ci dicesse, per esempio, che ci sono dei reperti rubricati strage di Erba che all'epoca non erano stati evidenziati, e poi c'è il verbale di Cencum e poi c'è la macchia non macchia, insomma, qualche cosa di anomalo che da oggi viene riportato all'epoca come investigazione, come diceva l'avvocato Schembri, che potrebbe interessare l'autorità giudiziaria, c'è. Altra cosa, il fatto per esempio che lo stesso Cencum, la cosa diciamo principale è che per 20 giorni la sua testimonianza viene tenuta in un cassetto, quindi gli inquirenti nemmeno la sanno formalmente, perché i carabinieri se la tengono nel cassetto, i carabinieri di Erba, no? Quindi viene tirata fuori quando i due Olindo e Rosa hanno già confessato, e questa è un'altra cosa che non può essere accettata, no? Evidentemente. Primo. Secondo, in sede di processo di primo grado e anche in secondo si dice che questo Cencun è irreperibile, e invece poi si scopre che è in carcere a Modena. Si sa dov'era allora? Non si è voluto sentirlo? Io questo non lo so, è stato dato per irreperibile, oggi comunque è stato trovato. Il suo verbale all'epoca venne, come ha osservato, trasmesso in modo clamoroso ben 20 giorni dopo rispetto alle dichiarazioni, cioè dopo la confessione di Rosolindo. Quindi non è tanto ed è una stranezza, insomma, anzi non è una stranezza, è qualcosa in più, è sciatteria quantomeno. Cioè posso dire che sciatteria con tutta tranquillità, perché se io faccio l'inquirente, verbalizzo in una inchiesta per strage, verbalizzo un tizio che dice di aver visto determinate cose sulla scena del crimine, vero o falso che sia, la prima cosa che devo fare è trasmettere quel verbale all'autorità giudiziaria, cosa che non ho fatto. E quindi è quantomeno sciatteria, cioè, possiamo dirla così, non c'è nient'altro da dire se non qualcosa di più grave. Poi da lì si parte, ma come ha detto poco fa l'avvocato Dauria, ci sono altre ulteriori anomalie, quali questi verbali, i verbali non firmati, i verbali dei carabinieri di Erba che dicono... Allora si configura quell'ipotesi lì di revisione per allora noi certamente, al di là se dall'esame uscirà o meno qualcosa di questi reperti, certamente presenteremo un'istanza di revisione e stiamo facendo delle indagini difensive, e quindi da un lato l'ancoreremo a quelli che poi noi consideriamo possano essere delle prove nuove come vuole la legge. Certo è che stanno, diciamo, venendo fuori tutta una serie di elementi che configurerebbero più la lettera D che altro, ecco. E quindi valuteremo, anche se non vi è fino ad oggi una sentenza dell'autorità giudiziaria che accerti magari un falso, una falsa testimonianza o altro, valuteremo anche l'ipotesi chiaramente della lettera D. Non dimentichiamoci anche che ci sono delle testimonianze rese al processo che anche a seguito dell'inchiesta delle Iene, come dicevo, sono state messe in discussione, cioè si è dichiarato ciò che in realtà del quale non c'è stati testimoni diretti. Ne parlavamo di Fadda, ma ne abbiamo parlato anche alla radio di altre testimonianze che insomma quantomeno sono state imprecise. Allora dobbiamo salutarci qua, grazie all'avvocato Luca Dauria, grazie a voi, grazie. Fabio Schembri, e la Onda Libera prosegue con gli ospiti politici. Due dita sul polso per sentire il ritmo del cuore. Lo può fare anche un bambino. Riconoscere la fibrillazione atriale salva la vita. Campagna di ALT per la prevenzione dell'ictus cerebrale da fibrillazione atriale. www.trombosi.org con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un grande di nuovo buongiorno da Antonio Verna. Con noi al telefono abbiamo il dottor Vincenzo Sofo. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a tutti. Allora Vincenzo, io ti presento per chi ancora non dovesse conoscerti. Tu sei militante della Lega Nord dal 2009, sei di sangue calabrese ma milanese, sei il fondatore del think tank il Talebano ed anche ideatore del laboratorio delle 1000 patrie per l'Italia. Vincenzo, ci spieghi che cos'è il Talebano ed anche questo laboratorio delle 1000 patrie per l'Italia? Sì, te lo spiego subito. Sì. Allora, innanzitutto, come hai detto tu, diciamo, sono un militante della Lega a Milano e il Talebano è un cosiddetto think tank, diciamo laboratorio di culturale di pensiero, sì, che abbiamo costituito quando diciamo abbiamo iniziato a militare nella Lega, perché la nostra idea era quella di cercare di fare uscire le idee e i valori della Lega dai confini della Lega e quindi portarli, diciamo, creare una sintesi, un punto di incontro con poi tutto il mondo e l'elettorato identitario che c'era in Italia. Sì. Quindi infatti la logica delle 1000 patrie è proprio quella, no? Quindi andare a spiegare anche al di fuori, diciamo, del pubblico leghista la bontà del progetto Lega, e questo si è abbracciato perfettamente poi con il nuovo progetto della Lega di Matteo, di Salvini. Benissimo. Che abbiamo cercato di sostenere e accompagnare proprio con iniziative culturali e anche politiche, per esempio andando al centro-sud a spiegare perché ci fosse da sostenere Salvini e quale fosse la visione della Lega, e perché andasse bene anche per chi al centro, al sud Italia ha voglia di avere un cambiamento positivo. Sì, tra l'altro ricordiamo, Vincenzo, che il ministro Salvini oggi pomeriggio sarà a Bari. Ci sono state le elezioni in Abruzzo gli scorsi giorni e c'è stata la vittoria della Lega. Ci sono le elezioni in Sardegna la prossima domenica. Tu che ne pensi proprio di questo risultato della Lega che si sta espandendo anche in regioni del centro e del sud Italia? Ma guarda, io sono contentissimo perché appunto sul Talebano forse fummo i primi in Italia a parlare di questa necessità di avere una Lega su tutto il territorio nazionale. Sono contentissimo perché appunto, come hai detto, io sono nato e cresciuto a Milano, ma sono di famiglia calabrese, di sangue 100% calabrese. So che cosa vuol dire avere un sud martoriato dalla politica, dalla cattiva politica, dall'assistenzialismo e da tutti gli altri problemi, e vedendo la politica al sud sono sempre stato convinto che l'unico movimento politico e l'unico progetto politico adatto a salvare il sud fosse quello della Lega e di Salvini. Il fatto che oggi
il fatto che oggi si inizia a parlare di autonomia anche al sud è un grandissimo successo, Sì. cioè il fatto che la gente del sud oggi inizia a sostenere, sia la gente del sud che vive al nord inizia a sostenere l'autonomia, ma sia la gente del sud che vive al sud inizia a dire il discorso autonomista della Lega va benissimo e non solo deve essere sostenuto al nord, ma forse dobbiamo iniziare a ragionare, ad implementarlo anche al sud. Questo è un grandissimo successo della Lega a firma Salvini. Sì, certo. Quindi vedere poi questi risultati anche proprio a livello amministrativo, territoriale, di elezioni di regioni che non erano nostre, mi rende felicissimo. Benissimo. Senti Vincenzo, abbiamo visto ieri che c'è stato il voto online sul caso Diciotti, no dei 5 Stelle al processo per il ministro Salvini. Hanno votato in molti proprio per negare il processo al ministro Salvini. Tu che ne pensi di questo risultato? Ricordiamo che oggi c'è il voto in giunta al Senato. Io ero convintissimo che la base del 5 Stelle avrebbe votato così, perché basta parlare con qualunque elettore o sostenitore del 5 Stelle per rendersi conto che tutti poi di fatto sostengono le battaglie del ministro Salvini, ma come tu d'altronde la gente di buonsenso, anche la gente di sinistra di buonsenso in realtà appoggia questo tipo di politiche. È stato anche un ragionamento di buonsenso, perché mi sarebbe sembrato assurdo che il 5 Stelle mettesse in crisi la tenuta di questo governo per una questione di politiche che tra l'altro erano già concordate e quindi già previsto dal contratto di governo. Infatti non è un caso che a sperare nel voto a favore del processo a Salvini sono stati tutti i media, oltre che i politici di sinistra, quindi tutti quelli che sperano di buttare giù Salvini e la Lega da questo governo. Sì, senti Vincenzo, un'altra battaglia della Lega, come l'autonomia a cui tu accennavi prima, è la legittima difesa. Il ministro Salvini dice che a marzo ci dovrebbe essere questa legge fortemente voluta dalla Lega. Tu che ne pensi per quanto riguarda la legittima difesa per questo provvedimento? Qual è la tua opinione? Guarda, si dice che ovviamente la sicurezza deve essere affidata allo Stato, alle istituzioni, non può essere il cittadino a farla. Benissimo, sono d'accordissimo. Il problema è che siccome questa cosa fino ad oggi non è avvenuta, è evidente che non si può dire alla gente aspettate inermi a farvi uccidere in attesa che le istituzioni si sveglino. Quindi mi sembra sacrosanto che comunque ci sia che ognuno possa difendere la propria famiglia, difendere la propria dimensione più intima, che è quella della casa. E mi sembra soprattutto sacrosanto, ancora più che questo, che chi si ritrova in una situazione del genere, perché ricordiamoci che uccidere una persona comunque è in primis un dramma umano per chi uccide, no? Perché solitamente chi si trova in queste situazioni non è che un delinquente che è quindi abituato a commettere delitti e crimini, ma è una persona che non avrebbe mai voluto farlo in vita sua. E quindi ha in primis un problema. Pensare che queste persone qui, oltre al peso psicologico di essersi trovati costretti a fare una cosa del genere, debbano subire poi tutto il caos dell'iter giudiziario con relative spese, che poi in Italia si sa quanto duri. Questo mi sembra eliminare tutto questo calvario, mi sembra un atto proprio di giustizia e di umanità. Sì, Vincenzo, sì, ti sentiamo, no? Pensavo non fossi più al telefono con noi, pensavo fosse caduta la linea. Senti Vincenzo, adesso guardiamo un po' sull'Europa, vogliamo un po' sull'Europa. Il 26 maggio ci sono le elezioni europee. Ieri proprio in un sondaggio del Parlamento dell'Unione Europea la Lega al 32,7% diventa il secondo partito nell'Unione Europea. Tu che previsioni puoi fare per quanto riguarda questa importante data del 26 maggio? Ma io penso che l'obiettivo sia quello di far diventare i sovranisti il secondo gruppo più numeroso in Europa, perché sostituendo i socialisti. Che questo avvenga o no, in ogni caso il risultato sarà che noi avremo un gruppo sovranista in Europa che sarà molto influente in termini di decisioni politiche a livello comunitario. Il fatto che la Lega sia il primo / il secondo partito più rappresentato significa che la Lega e Salvini hanno la possibilità di diventare il motore di questa alleanza sovranista e quindi il terno
dell'influenza di opposizione all'interno dell'Unione Europea. Se in più aggiungiamo a questo che noi dobbiamo ricordarci sempre una cosa, che l'Europa non è soltanto il Parlamento europeo, ma è anche il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa significa i governi degli stati nazionali. Oggi in Italia noi siamo al governo, in Francia Macron è in caduta libera e tra 3 anni rischia di essere spodestato seriamente a sto giro, rischia di essere spodestato dai sovranisti francesi. In Spagna sempre ad aprile probabilmente la destra andrà al governo e quindi rischiamo di ritrovarci una situazione in cui c'è un Parlamento europeo con una fortissima componente sovranista guidata dalla Lega e un Consiglio d'Europa dove finalmente inizieranno ad esserci dei capi di governo con una visione sovranista. Questo significa l'opportunità di cambiare veramente l'Europa. Sì, senti Vincenzo, io so che tu hai scritto un libro e tra l'altro sarai ospite questo mercoledì da Marco Pinti nella sua trasmissione. Come si chiama? Qual è il titolo del tuo libro? Sì, si chiama appunto Sovranismo, un'occasione per l'Europa ed è un po' da una parte una sintesi un po' del percorso che il Talebano ha fatto di accompagnamento verso la nuova Lega di Salvini, ma è anche dare una visione di contenuti di cosa poi effettivamente è questo sovranismo e di che visione, di che sfide deve affrontare a livello per esempio europeo oltre che italiano, e diciamo per farti capire, per darti proprio una sintesi estrema della tesi, noi cerchiamo sempre di far capire che non dobbiamo far coincidere sovranismo con nazionalismo. Cioè oggi il nuovo progetto di Salvini, il valore della nuova Lega di Salvini è il fatto che non è una riedizione, tanto per capirci, di Alleanza Nazionale o di quel nazionalismo reazionario, ma che abbiamo un progetto che parla di autonomia, che parla di Europa dei popoli, che parla quindi di federalismo, e questo è un valore aggiunto non soltanto a livello di Italia, di progetto politico in Italia, ma è un unicum in tutta Europa. Quello della Lega è l'unico sovranismo in Europa che non è un puro nazionalismo, e del motivo per cui il progetto della Lega secondo noi e secondo me è avanguardia proprio in tutta Europa, ed è una grandiosa opportunità il fatto che possa essere il sovranismo della Lega essere il motore del sovranismo di tutta Europa. Sì, senti Vincenzo, un'ultima domanda: cosa è cambiato con questo governo sul tema immigrazione rispetto al precedente governo? Ma diciamo che già Minniti aveva cercato di chiudere un po' i porti, sto dicendo, i rubinetti, no? E con la differenza che però faceva parte di un governo che invece non aveva alcuna intenzione. Quello che ha fatto Matteo Salvini è stato semplicemente agire in termini di buonsenso, ma soprattutto con determinazione, perché quello che viene imputato a Salvini sulla questione Diciotti è la determinazione che in quanto ministro e vice premier ha adottato nel portare avanti una politica sacrosanta e soprattutto voluta e certificata dal voto popolare. Quindi questa determinazione, che è un po' la caratteristica di questo governo, soprattutto diciamo lato Lega, è la vera novità politica che noi abbiamo a livello di governo italiano. Si è visto anche nella trattativa sul famoso tetto deficit-PIL con l'Europa, ed è quello che infatti tutti stanno attaccando e stanno cercando di imputare a Salvini, perché quello che spaventa è la determinazione con cui ha ridotto drasticamente gli sbarchi, con cui ha fatto sparire l'ONG dai nostri mari, e con cui sta adottando con cui ha fatto tornare a essere rispettata l'Italia in Europa, eccetera, eccetera. Senti Vincenzo, tu sei impegnato anche in convegni, in conferenze. Quale sarà il tuo prossimo convegno, la tua prossima conferenza, i tuoi prossimi impegni? Ma guarda, noi stiamo facendo un po' un tour appunto di presentazione di questo libro in giro per la Lombardia. Adesso abbiamo fatto questo weekend, siamo stati a Bergamo e in Brianza, in alcune sezioni della Lega, vedi a Milano, vedi Monza, e quindi adesso ne stiamo organizzando altre. Adesso il 1° marzo invece organizzeremo in Regione Lombardia con il gruppo Lega, il Consiglio regionale Lombardia, un convegno sul tema dei cristiani d'Oriente e sul perché difendere le popolazioni dei cristiani in quei territori serve a difendere l'Europa e l'Italia. Il 18 marzo, sempre in Regione Lombardia, faremo un altro convegno sulla cooperazione internazionale con, per esempio, la consigliera regionale della Lega Scurati, e sul tema del come aiutarli a casa nostra. Cioè noi praticamente faremo un convegno con delle ONG che diranno no, non è che bisogna accogliere
qui in Italia, ma bisogna fare dei progetti invece per fare in modo che restino lì in Africa, quindi diciamo la famosa agenda per l'Africa di cui Salvini ha parlato più volte, quindi insomma stiamo agendo a livello anche culturale per far capire come concretamente può essere portata avanti la politica che Salvini e la Lega promuovono ogni giorno. Perfetto, allora Vincenzo, grazie mille per essere stato qui con noi oggi, buona giornata, buon lavoro, ci risentiamo presto in radio. Grazie a tutti, buona giornata. Allora, grazie mille a Vincenzo Sofo. Adesso ci ha raggiunto al telefono il senatore della Lega, presidente della 9ª Commissione Permanente Agricoltura al Senato, Giampaolo Vallardi. Buongiorno senatore. Buongiorno a tutti, come va? Benissimo, a lei come va? Che si dice al Senato? Ma al Senato questa mattina abbiamo fatto praticamente una riforma sulla legge elettorale che è a seguito di quella sulla riduzione del numero di parlamentari, quindi sto bene, tra poco si torna a votare, quindi dai, certo. Si va avanti in questo faticoso percorso di riforma istituzionale per cercare anche di sburocratizzare un attimino questo paese. Allora, senatore, oggi anche al Senato la Giunta per le immunità vota sul caso Diciotti. Ieri ha visto c'è stato il no dei 5 Stelle al processo per il ministro Salvini con una notevole percentuale. Lei che ne pensa oggi? Cosa deciderà la Giunta per le immunità al Senato? Ma io parto un po' più distante, parto dalla Sardegna. Ieri sera ero a Sassari, il comizio con il nostro Matteo Salvini, e dal calore della piazza si capiva che il vento è soffia nella direzione in cui va la Lega, in cui va Matteo Salvini. E la gente è con Matteo Salvini, e penso che quindi anche i 5 Stelle, al di là di quello che è stato questo sondaggio che hanno fatto loro online, comunque non avrebbe perdonato anche i 5 Stelle il fatto se avessero voluto mandare a processo il nostro capitano, ma non penso per servilismo nei confronti di nessuno, ma perché effettivamente ha lavorato nell'interesse della difesa del paese. E quindi eravamo di fronte a un'invasione, e Matteo Salvini ha fermato effettivamente un'invasione di questo paese, quindi credo che abbia agito legittimamente a difesa dell'interesse dei cittadini italiani. Sì, benissimo. Senatore, invece per quanto riguarda un provvedimento importante della Lega, fortemente voluto dalla Lega, quello dell'autonomia. Abbiamo visto nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri sono state presentate le bozze per l'autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Quali saranno le prossime mosse, i prossimi passi, i prossimi appuntamenti? Ma guardi, io sono veneto di Treviso, e da lì proprio nel cuore, diciamo, del Veneto, e il referendum del 22 ottobre dello scorso anno il 98,8% dei votanti ha votato sì al referendum sull'autonomia, quindi c'è questo enorme desiderio di autonomia da parte dei veneti, non solo dei veneti ma degli emiliani, dei lombardi, un po' di tutto. Io credo che serva magari anche qualche giorno, mettiamo anche un mese in più, per poter far capire anche alle altre regioni, in particolar modo alle regioni del sud, che il provvedimento sull'autonomia non è un provvedimento che serve al Veneto per staccarsi, o serve alla Lombardia o all'Emilia per andarsene e tenersi i propri soldi. Serve anche per poter gestire meglio le risorse, tecnica che secondo me sarebbe anche molto utile a quelle regioni del sud dove magari l'efficienza amministrativa non ha mai dato grandi esempi di bravura, come si suol dire, di efficienza, e penso che anche a qualche collega dei 5 Stelle, una volta che hanno capito questo concetto, molto probabilmente voteranno a favore dell'autonomia, comunque al di là del fatto che sia comunque uno dei passaggi del contratto di governo, quindi sono anche fiducioso che presto si sbloccherà questa situazione. Senatore, lei, come dicevo prima, è il presidente della Commissione Agricoltura. Novità di questa commissione quali sono? Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi eventi, il programma di questa commissione?
Ma guardi, noi siamo stati felici di essere stati quelli che hanno proposto l'emendamento sull'etichettatura dei prodotti che è stato approvato 15 giorni fa, finalmente veramente una svolta epocale per l'agricoltura di questo paese, perché finalmente tutto quello che verrà sui tavoli dei nostri cittadini, sulle nostre tavole, sugli scaffali dei negozi, e tutti i prodotti avranno finalmente nome, cognome, provenienza, quindi non mangeremo più i mandarini che arrivano dal Marocco e che sono confezionati in Italia, quindi diventano prodotto italiano. Se mangiamo una passata di pomodoro potremo capire se effettivamente arriva da Pachino o dall'Emilia o da Piacenza, o se arriva dalla Cina. Questo è, penso, la madre di tutte le battaglie. Tanti altri provvedimenti che stiamo portando avanti, abbiamo quello sulla xylella, ne stiamo parlando ormai da molto tempo, questa peste che dobbiamo assolutamente affrontare, che il ministro Centinaio ha affrontato con un decreto legge. Abbiamo un provvedimento sull'olivicoltura, abbiamo la legge sulle piccole produzioni locali che è addirittura d'arrivo, io credo entro un mese riusciremo ad approvarla, che finalmente darà dignità a tutte quelle piccole aziende che potranno vendere direttamente i loro prodotti. Penso alle tantissime aziende agricole che magari prendono pochi centesimi dal latte, ora lo potranno trasformare in formaggio, lo potranno vendere direttamente, ma non solo chi produce latte, penso alle malghe di montagna che magari fanno le marmellate, chi vuole vendere il miele. Anche qui ci sarà una rivoluzione dal punto di vista dell'approccio e della liberalizzazione alla vendita, che va verso chiaramente un miglioramento di quello che è il reddito degli agricoltori. Sì, benissimo. Allora, senatore, un'ultima domanda. Il 26 maggio ci sono le elezioni europee. I sondaggi di ieri del Parlamento europeo vedono la Lega in testa, primo partito in Italia e secondo in Unione Europea. Lei che ne pensa di questo? Beh, io penso che la gente abbia finalmente capito che così non va. Quello che è successo negli ultimi anni ha fatto capire che l'Europa, la globalizzazione, questa invasione dei nostri territori, la perdita dell'identità del popolo europeo non ci ha portato da nessuna parte. La gente ha voglia di cambiare, la gente ha capito che la direzione che ha preso l'Italia con questo nuovo governo, che alla fine possiamo dire è a trazione leghista, non c'è dubbio in questo, è sicuramente una svolta positiva, e io credo che si esprimerà in questa maniera alle prossime elezioni europee, almeno da cittadino me lo auguro. Benissimo. Allora, senatore, grazie mille per essere stato qui con noi questa mattina. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata anche a lei, ci risentiamo presto. C'è un'ultima ora che riguarda una notizia sui migranti. Il ministro dell'Interno Salvini dice: in arrivo una nave di una ONG tedesca, cambi direzione. Mentre ancora non si sono sopite le polemiche per il caso Diciotti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna alla carica sui migranti e lancia un monito: c'è una ONG tedesca al largo della Libia in arrivo, cambi direzione. Il riferimento è all'imbarcazione Aylan Kurdi della tedesca CI, che salpata 3 giorni fa da Palma di Maiorca è diretta nel Mediterraneo verso le acque libiche. Allora, grazie mille per averci seguito oggi. Come al solito noi ci risentiamo domani alle 10:35 puntuali con Onda Libera, con numerosi ospiti. Buon proseguimento di giornata e buon pranzo.